Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al Meteo. Ultimo giorno in compagnia dell'alta pressione che inizia a diminuire. Nel weekend dell'Epifania un'intensa perturbazione darà il via ad una fase di maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 gennaio evidenzia un tempo stabile. Avremo un'alternanza di nuvole e locali rasserenamenti con nebbie sparse di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera, più soleggiato in montagna. Temperature stazionarie minime tra 1 e 6 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà asciutto, tuttavia sulla zona montana il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. In pianura e sulla costa locali nubi basse nelle ore più fredde e qualche schiarita a seguire. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato al mattino ma con nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sui 10 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.